E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi preparo zuccata ancileppata. Ma so che è zuccata ancileppata? Per chi non fosse siciliano, ovviamente è una parola veramente molto, ma molto sconosciuta. I siciliani la conoscono tutti quanti. Cercherò di essere breve. Zuccata ancileppata non è nient'altro che quella decorazione che voi trovate sempre sopra ogni cassata. Sono quelle striscioline bianche tendenti al trasparente. Ebbene sì, quella è ricavata dalla zucchina. È una zucchina candita, ha una serie di processi un po' lunghi che oggi cercherò di sintetizzare perché sennò ci vuole un mese per farla e siccome voi vi dovete pure divertire a cucinare, non starò qui a rompervi le scatole più di tanto. La spiegazione. Questa zucchina prevalentemente nasce nel convento delle monache di Badia Cancelliere. Tra le altre cose, io ho fatto un dolce che si chiama I Fedderu Cancelliere, che viene sempre da quel convento. Vi lascio il link in descrizione e ve lo andate a vedere. Queste zucchine ormai sono praticamente in disuso, sono quasi estinte, soltanto in pochi ancora continuano a coltivarle, ma c'è tanta richiesta di zuccata. Allora l'industria, ma anche gli artigiani, si sono, come dire, adattati trovando un ottimo compromesso, devo dire la verità, che è quello di usare altre tipologie di zucche, compresa la zucca gialla, ma io non la condivido perché ha una pasta eccessivamente morbida, quindi tende a disfarsi in cottura, ma c'è chi la usa, oppure, per esempio, la parte bianca dell'anguria. Canate un palermitano lo chiamiamo mulone, quindi levando la scorza con la parte bianca. Per quanto mi riguarda, secondo me la zucca migliore è o ave micidiaria perché è nata con quella, che ha la stessa tipologia di pasta di questa qua, ottime per poter fare questa preparazione. Queste sono le cedrine. Questa zucca cedrina è ottima perché è molto ma molto coreace, è bella cianta come dicevano gli altri in Sicilia, per cui si presta benissimo alla cottura. Questa qui resterà sempre bella bella dura anche con delle cotture importanti. In descrizione trovate il link anche della mia cucuzzata, che sarebbe la marmellata, per così dire, passatemi il termine, di zucchina, che non è fatta con queste, ma con le zucchine serpente, quelle lunghe. Prima cosa, andiamo a aprire le nostre zucche cedrine e le andremo a privare dei semi all'interno. La punta di un coltello, pian pianino, cercando di rovinare il meno possibile la nostra zucchina. È un lavoro questo un po' seccante, non è complicato, ma è un lavoro di pazienza, quindi pian pianino scaviamo e togliamo. E nel frattempo che io mi diverto a togliere questa seminza, devo fare un ringraziamento ed è più che doveroso, oltre che veramente un grandissimo piacere, ringraziare Anna Dalli Cardillo, che è colei che mi ha fatto questo dono meraviglioso. Anna, grazie infinite e continua a seguire tutte le mie ricette. E ovviamente se la ricetta vi sta piacendo mettete un like e condividete il video. E per chi ancora non l'avesse fatto, ovviamente invitato ad iscriversi al canale, perché così resterà aggiornato su tutte le mie nuove pubblicazioni. Ok, dopo tanto lavoro un po' snervante, adesso facciamo la fase dello spur. Prendiamo le nostre fette con tutta la buccia, quindi in questo momento proprio esattamente per come le avete lavorate, soltanto prive dei semi, e li andiamo a cospargere e a massaggiare con un po' di sale. Sale da cucina, quello classico. Massaggiamo per bene. Una volta che abbiamo messo le nostre zucchine cosparse di sale all'interno di uno scolapasta e sotto ovviamente un contenitore per raccogliere i liquidi che loro andranno spurgando, potete mettere sopra tranquillamente un peso, basterebbe anche una semplice bottiglia di plastica, quella da 2 litri per intenderci, con dell'acqua dentro, e fare questa leggera pressione su di esse. Questo, come vi accennavo poc'anzi, favorirà la fuoriuscita di liquidi in eccesso.
Questa procedura dura 3 giorni, quindi per 3 giorni lasciateli nello scolapasta e fateli spurgare. Trascorsi 3 giorni continueremo la ricetta. Allora, ci un venite, te che su sempre per mia, per voi soltanto pochi secondi. Sono trascorsi 3 giorni e andiamo a smontare uno su baldacchino peso, così controlliamo quello che è avvenuto alle nostre zucche. Ed eccole qua, vedete, hanno perso tanto volume e tantissimi liquidi. Ma adesso vi faccio vedere bene da vicino quanti liquidi hanno perso. Guardate quanti liquidi. La fase successiva è quella di andarle a pelare, quindi priveremo loro della buccetta che inizialmente avevamo lasciato. Perfetto, allora una volta tolta la scorzetta dalle nostre zucche dobbiamo andarli a sciacquare in acqua corrente. Mi raccomando, è importante perché eliminiamo così tutti i residui di sale. Eliminati i residui di sale, acqua bollente sul fuoco e li andremo a sbollentare 2 minuti, non andate oltre. E metto giù. Eccoci qua, sono trascorsi i 2 minuti e adesso li andiamo a scolare prima in uno scolapasta e poi a predisporre in un bel panno di cotone. Li avvolgiamo e le facciamo asciugare bene, 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 bene. La fase seguente sarà quella di andare a fare appunto la canditura. Occorre un tegamino possibilmente con il fondo alto e poi andremo ad inserire all'interno lo zucchero e pochissima acqua. Dobbiamo ottenere uno sciroppo di zucchero. Mettiamo lo zucchero all'interno del tegame, inseriamo l'acqua e trasferiamola sul fuoco, facciamo sciogliere lo zucchero. Una volta che si è sciolto lo zucchero andiamo ad immergere le nostre zucche. Quel zucchero si può tranquillamente aromatizzare. Solitamente si mette un po' di cannella oppure dell'anice stellato. Io non lo aromatizzo assolutamente perché mi interessa che abbia comunque un sapore il più neutro possibile, perché così questa zucca la potrò usare per tantissime preparazioni. E questo, il consiglio che io vi do ovviamente è quello di ogni 2-3 minuti girare le fette all'interno del liquido in maniera tale che sia una cottura il più omogeneo possibile. Faccio assorbire il liquido di cottura alle nostre fette di cucuzza e vi faccio vedere la fase seguente. Arrivati a questo punto andiamo a prenderlo, vedete? Così ad asciugare per qualche giorno, almeno un paio, mi raccomando, non in frigorifero. Fuori dal frigo magari mettete una retina, qualcosa per proteggerla dagli insetti e poi andiamo ad assaggiare. Ed eccolo qua. Sono passati 2 giorni, bello asciutto e candito. Beh, dai!